Allora, la dimostrazione che queste cinesate sono fondamentali in casa per sistemare gli spazi. Vabbè, là sotto avevo creato quel ripiano, cioè ho ancora posto, non ci credo. Perché avendo creato un ripiano in più avremmo potuto prendere una tavola di legno e fare semplicemente una mensola in più, aggiungere una mensola. Però alla fine ho preso questo. Forse mi sarebbe costato di meno comprare una tavola di legno. Tagliarla di misura, forse sì. Ma adesso c'è questa. Ragazzi, cosa sto facendo? Non lo so neanche io. Non lo so neanche io. Stavo guardando video. Poi mi è venuto in mente che dovevo editare video. E quindi mi sono messa a editare video col telefono. Poi però nel frattempo mi è venuto in mente che comunque dovevo mettere i video che ci sono nella memory card nel computer e quindi ho fatto quella roba lì. Sono giornate che io inizio 100 cose e forse ne finisco 3. Cioè, veramente inizio tante robe, poi vado in una stanza, vedo un'altra roba, inizio quella. Cioè, proprio così. E quindi poi torno nell'altra stanza e vedo che ho lasciato perdere quello che stavo facendo per iniziare qualcos'altro e va avanti così praticamente tutta la giornata. Ecco, non lo so. Vabbè, vi faccio vedere cosa ho combinato ieri tra tutto quello che ho iniziato e non finito. Questa invece è una cosa che sono riuscita a finire, ovvero questa. Qui ho i prodotti delle unghie, i prodotti che uso sempre per le unghie, insomma. In questo cassetto estraibile ne avevo presi due, uno l'ho messo qua, l'altro vi faccio vedere tra poco dove l'ho messo. Qua sotto anche ho sistemato e faccio vedere l'altro cassetto invece è di qua in cucina. Ecco, è lungo giusto. Ne avevo presi due perché uno per questa mensola e uno per il ripiano sotto. Il problema è che non avevo calcolato che qui c'è la cerniera e quindi niente. E quindi ho trovato un altro posto dove ficcarlo. Vero Mimi? Aspetta che ti sposto. Ecco, così sei giusto. E Bobby? Ah, Bobby, è bello Bobby, eh. Ah, è un bel micio Bobby. Vero sì? Molto bello. Eh? Brr. Apriamo di nuovo. L'avevo chiuso perché se sto in un'altra stanza preferisco tenere chiuso. Oggi nuvoloso, sì. A tratti esce il sole, ma comunque la giornata di oggi è un po' così così. Ok, vabbè, tenete conto che adesso c'è aria e teoricamente non si dovrebbe sentire. Cosa vuoi? Come? Ah, sei già andato via? Ho appena iniziato il filmato. Mommy? Mamma cosa? Davvero? Su, 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 su. Bravo. Vieni qua. Fai sentire le fusa. Che sono curiosa di sentire anch'io quanto si sentono col microfono. Sono un po' curiosa. Ecco. Bravo, proprio questo volevo. Volevo fare questo test. Mi è arrivato un pacco ed è un pacco di Shein e quindi perché non aprirlo in questo vlog? Credo sia roba per i gatti, che vi ho fatto vedere che avevo buttato il tiragraffi, quello di cartone che era qua sotto, tenevo qua in poggiolo. Ecco, io ne ho preso uno nuovo, ha la base fatta così, forata sotto, quindi io lo posso tranquillamente lasciare qua di fuori che l'acqua non ristagnerà sotto, cioè comunque ci sono tutti i buchi, insomma, per far fuoriuscire l'acqua, perché io poi non lo sposto, lo lascio sempre là, quindi. Poi c'è questo, pensavo fosse diverso.
nel senso che ogni anello si muove, ogni anello di cartone si muove, cioè non è un pezzo unico, tutto incollato assieme. Poi ho preso un ricambio e poi c'è un'altra scatola. Boh. Non so cosa sia però. Ah, adesso sì! Questo non è per me in realtà. No, però posso farvelo vedere tranquillamente. Non è per me, è per mia mamma. Un po' di bolle. Oh, che belle che sono! Oh mio, che belle. Metti via. Ho preso questo, non è una pentola, no, non è una pentola. In realtà è per gli uccellini, per metterci dentro l'acqua. Tutto storto quasi, tutto sbilenco. Allora questo ho preso per il giardino su e qua dentro ci si mette l'acqua per gli uccellini e si impianta nel terreno. Non so quanto terrà. Boh, non lo so. Comunque è carino. Non so come sarà. Vabbè, questo è il mio nuovo piatto, oggi mangerò qui. No vabbè, no, non mi sembra male come idea, no? Non lo so. Adesso procedo con il tiragraffi, lo posiziono là sotto. Lo posiziono per terra. Pepe, vieni, guarda, guarda, vieni, 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 guarda qua. Beh, quello è il microfono. No, non puoi portarmelo via. Io ti ho regalato un tiragraffi di cartone. Ti puoi fare le unghie, sì? Ah, non puoi portare via il microfono. Qua, le unghie. Ti piace? Vabbè, il microfono lascialo perdere. Ti piace? Ah, è un po' piccolo però, vero? Rispetto all'altro. Un po' piccolino, vero? Ah, non ho azzeccato la taglia, vero? È un po' decisamente piccolo. Ma non devi mordere. No, questo è il microfono. No, non si morde. Mamma mia. Bobby. Ehi. Ehi, Bobby. Hai il codino che esce dall'altra parte. Quindi sei un po' scomodo perché è piccolo. Eh? Scomodo o meno è ancora là sotto. Oh, ma mi sono resa conto di non avervi mai fatto vedere la macchina com'è, in realtà. Questa è. Quindi sì, è decisamente più grande e diversa rispetto alla Picanto. Comunque, bella. Ripeto, mi piace molto da guidare come macchina questa. Allora, visto che i miei comunque non sono ancora arrivati, vi faccio vedere. Sto perdendo la roba per strada anche, solito, se no non sono io. Questa è una delle fioriere che sarebbero dovute andare fuori a casa sulla terrazza e l'ha messa qui. C'è anche la nuova cassetta della posta. E andiamo su, vi faccio vedere dietro. Ah, mi sono dimenticata una cosa in macchina. Qui ce n'è un'altra, sì. E qua dietro invece ha messo queste due fioriere con le paretine. Ce n'erano anche altre di pareti, ma ho preferito mettere queste perché sono un po' più basse rispetto alle altre. Le altre per fissarle avrebbe dovuto bucare il muro, quindi ho preferito non
non bucare niente. Ciao! Celestino! Oh! Ciao principesso! Ah, ma c'è anche Silvio! Allora, Celestino, ciao, bello, ciao, ciao vecchiaccio, mio vecchio bacucco. Quanto sei vecchio, amore, quanto? Non ci ricordiamo neanche quando sei nato. E tu, Silvio? Ah, Silvio sì, Silvio è nato nel 2012. Sivano, ehi Sivano. Ah, Wally. Ciao, Wally. E Arthur? Eccola! Ciao, Arthur. Ciao, Arthur. Mi sono resa conto, hai una zecca. Mi sono resa conto che non vi ho... Sono da pulire gli occhi. Non vi ho ancora mai fatto vedere Pisola. Ma mi dimentico ogni volta. Bellissimi! Devo tornare giù alla macchina. Cosa c'è? Perché mi segui sempre? Celestino? Dai, andiamo che gocciola. Andiamo, Wally, che sta gocciolando. Veloci. E guarda che bello, Silvio. Silvano? Silvano. 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 Ah, comoda Arthur, Comoda, Mio Wally. Mio Wally. È bello perché c'è il sole e gocciola. Cioè è bello perché c'è il sole, ma sta gocciolando nel frattempo. Vabbè, che tempo. Oggi è stato un pomeriggio alquanto strano, veramente, come meteo. Non sembra neanche estate qua da noi, sembra più autunno. Una fragolina. Mia. Dove vai, Celestino? Ehi. Dai, vieni amore. Qua. Vieni a fare le unghie. È il tuo albero questo. È l'albero delle unghiette di Celestino. Ma no, così, Celestino. Vieni a fare le unghie. Qua. Non le fai più le unghiette. Non fai più le unghiette. Qua. No, Non hai voglia, sei vecchio. Salute. Wally? Comunque vi dirò che secondo me l'audio è più bello così, senza microfono, perché è tutto molto più naturale. E devo impostare diversamente il microfono, quello esterno, perché secondo me toglie troppi rumori, troppe cose che non rendono l'audio naturale. Cosa volete tutti da me?
Celestino con tutta la sua calma. Una grattatina alle orecchie, all'orecchio. Celestino, beh, ti fermo lì? Cosa volete da me, voi due? Wally? Eccola qua, Pisola. Così avete visto anche lei. L'unica che non è tornata è Leonessa, purtroppo. Sì, non ce l'ha fatta probabilmente. Vedi, Pidi? Oh mio Pidi, la tua mamma. Oh mio Pidi. Qua c'è Arthur e Cestino. E qua c'è Celestino e Cestino. Nella cuccia non c'è nessuno. Andiamo. Andiamo giù. Ho messo quella a fare agli uccellini, però boh, forse è il posto sbagliato. Sicuramente se l'avessi messo là sotto sarebbero andati subito a fare il bagnetto.